Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua con i Notav, Mauro Gobbato. Facciamo una puntata di aggiornamento perché qua stanno cadendo le foglie, ma credo che stanno cadendo anche alcuni tabù o forse no. Ci aggiorni un po' sulla situazione, perché abbiamo letto degli articoli un po' discordanti sulla stampa ultimamente. Com'è la situazione Notav per ciò che riguarda soprattutto il territorio di Portogruaro? Allora, regna la completa confusione, sia a livello locale che a livello più generale per quanto riguarda tutta la tratta che va da Venezia fino a Trieste.